Ok carissimi, è un grande piacere essere qua un'altra volta per sviluppare questo tema della mutualità che noi stiamo studiando ormai da alcune settimane, sia col pastore Mario che col pastore Caio. E oggi, che è il 24 di ottobre, noi studieremo, approfondiremo il tema dell'aiutarsi gli uni gli altri. E quando io penso a aiutarsi gli uni gli altri, la prima cosa che mi viene in mente è una squadra sportiva, no? Che si deve mettere in campo, deve cercare di vincere la partita, vincere il campionato e guadagnare quella medaglia, insomma, che tutti gli sportivi, tutti gli atleti vogliono guadagnare. Io credo che lo spirito di squadra sia proprio quello che deve animare queste sportività, questi eventi, no? Ossia uno che aiuta l'altro nel momento in cui il secondo è un pochino più debole oppure ha delle mancanze. Insomma, ciascuno deve supplire alle necessità, ai bisogni, alle debolezze degli altri. E io credo che nel mondo spirituale c'è stato un tempo in cui c'è stato un grande problema per formare una squadra vincente, ovviamente spiritualmente parlando. E mi sto riferendo al tempo di Neemia. Lì era un momento storico di Israele veramente complicatissimo. Perché? Perché c'era una situazione spirituale, emozionale, psicologica di quella città che era Gerusalemme, di quel popolo che abitava Gerusalemme, veramente molto brutta. Ossia, erano ormai 160 anni che le mura di Gerusalemme erano state distrutte e nella mentalità ebraica le mura rappresentavano la protezione spirituale che Dio dava al suo popolo. E quindi nella testa del popolo di Israele, nella testa del popolo che abitava Gerusalemme, ovviamente Dio aveva abbandonato il suo popolo, ma Dio stava per ricostruire queste mura attraverso una squadra, un team di persone che erano veramente entusiaste, che volevano davvero fare la differenza nella loro generazione e ridare questa dignità al popolo di Israele. Ok? Ma prima di ogni altra cosa io vorrei pregare insieme a voi perché il Signore possa parlarci oggi attraverso i testi biblici che noi leggeremo. E sarà un pochino diverso dal solito, nel senso che leggerò testi un pochino più lunghi e commenterò un po' di meno, perché io credo che la parola di Dio si commenti bene da sola. Preghiamo insieme che il Signore possa parlarci. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo tempo prezioso nella tua presenza. Vogliamo chiederti, Signore, che tu ci veramente illumini su questo tema di mutualità, aiutarci gli uni gli altri, aiutaci a capire com'è lo spirito di squadra che tu vuoi, Signore, che noi abbiamo per far avanzare il tuo regno e perché, Signore, le nostre comunità siano comunità veramente, Signore, fondate sull'amore reciproco, sull'aiuto reciproco. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, dicevamo il tempo di Neemia, un tempo complicato. Allora, Neemia era un coppiere del re, lui era un coppiere, era un uomo di fiducia del re, di un re persiano, e a un certo punto Dio l'ha chiamato in modo miracoloso a tornare nella sua città, nella sua patria, a Gerusalemme, per ricostruire queste mura. E veramente la situazione che lui trovò era una situazione difficilissima e quindi lui aveva questa necessità di costruire una squadra, che uno si aiutasse con l'altro in modo che questo lavoro di ricostruzione delle mura, di ridare dignità al suo popolo, potesse essere portato a buon fine. Io vorrei leggere almeno 3 testi insieme a voi, imparando 3 principi importantissimi, e il primo di questi è questo: per far nascere questo spirito di aiuto reciproco ci vuole un proposito comune. Nel libro di Neemia, al capitolo 2, dal versetto 11, dice così la parola di Dio: così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni
Mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscii di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del Dragone e la porta dell'Etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura, poi rientrato per la porta della valle me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Allora Neemia arriva nella città di Gerusalemme e ovviamente trova una situazione disperata. Da quanto racconta questo testo biblico è interessante che lui si alza di notte con un piccolo gruppo di uomini fidati e comincia a fare l'ispezione delle mura di Gerusalemme, girando tutto intorno alle mura, girando tutto intorno alla città, e quello che lui trova è veramente terribile. Ossia, c'è un momento in cui questo testo descrive che lui non riusciva nemmeno a passare con il suo cavallo, con la cavalcatura, tante erano le macerie che lui aveva trovato sul suo cammino. E quindi a un certo punto lui fa tutto questo giro, torna a casa, ma poi coinvolge queste poche persone con cui lui era riuscito a vedere la situazione e dice: guardate, il lavoro è veramente enorme. E qua queste parole che lui usa sono proprio specifiche, dicono così: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. La cosa interessante è che questo grande uomo di Dio di nome Neemia non ha chiuso gli occhi sulla situazione, ossia non ha dato un messaggio motivazionale ai suoi amici, alle persone che erano con lui, senza tener conto della vera situazione. Io credo che una delle cose importantissime in questo testo biblico sia il fatto che Neemia era una persona che era realista, ossia non nascondeva veramente la drammaticità di quello che era la situazione delle mura e del popolo di Gerusalemme, ma lui aveva il coraggio di dare il primo passo. E quindi a un certo punto lui era talmente fermo nei suoi propositi, talmente entusiasta di quello che voleva fare, che questo popolo, queste persone che erano insieme a lui si sono coinvolte e hanno cominciato a esortarsi, a aiutarsi gli uni con gli altri, facendo in modo che questo progetto potesse andare a buon fine. E si dicono così a un certo punto: quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire, e si fecero coraggio con questo buon proposito. Ossia, aiutarsi gli uni gli altri in questo caso significa proprio darsi un buon proposito comune. E nel momento in cui loro hanno assorbito l'entusiasmo di Neemia, hanno recepito l'entusiasmo di Neemia, loro sono riusciti a aiutarsi gli uni gli altri, hanno preso entusiasmo, hanno preso questo proposito con coraggio e hanno cominciato a vedere la situazione
come una situazione che era possibile veramente risolvere. Aiutarsi gli uni gli altri significa avere un buon proposito comune, ma è ovvio che per avere questo buon proposito comune noi dobbiamo avere un uomo che vive con entusiasmo il progetto che Dio vi ha dato. E questo è il primo passo verso il creare uno spirito di squadra, aiutarsi gli uni con gli altri, vedere la situazione come una situazione che si può veramente risolvere anche se è drammatica. Ma c'è solo un secondo proposito che io vorrei meditare con voi, che crea lo spirito di squadra, che crea questo spirito di mutuo aiuto gli uni per gli altri, e lo troviamo nel capitolo dopo, alcuni versetti che vanno, capitolo 3, versetto da 1 a 12, e dicono così: Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Mea che consacrarono e fino alla torre di Cananael. Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zacur, figlio di Imri. I figli di Senà costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Maremot, figlio di Uria, figlio di Akos. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mezzabel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadok, figlio di Bana. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del Signore. Joiada, figlio di Pasea, e Mesullam, figlio di Besodeia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melatia, il Gabaonita, Yadon, il Meronotita, e gli uomini di Gabaon e di Mizpa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figlio di Caraia, uno degli orefici, e accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme com'era fino al muro largo. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figlio di Cur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Yedadia, figlio di Carumaf, e accanto a lui lavorò Cattus, figlio di Casabneia. Malchia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Pad Moab, restaurarono un'altra parte delle mura e le loro torri dei forni. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Sallum, figlio di Alloches, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Pastore, ma cosa significa questo testo biblico, che è solo un elenco di persone che costruiscono delle mura? Io quando studio la parola di Dio mi piace veramente capire quello che sto leggendo. E una cosa che Dio a volte sottolinea in questi testi biblici, e specialmente nelle genealogie, ci sono delle parole ricorrenti che ci indicano qual è il vero messaggio di quel testo biblico. E la parola che qua ricorrente in 12 versetti che noi abbiamo letto, la più comune, la più frequente, è la parola accanto, ossia accanto a questo costruiva questo, accanto a quest'altro costruiva quest'altra persona, ossia tutti quanti erano uno accanto all'altro, uno vicino all'altro. E quando io vedo, quando analizzo in profondità questo testo biblico, è interessante vedere che accanto a delle persone comuni c'erano, per esempio, nei primi versetti
un sommo sacerdote insieme al suo casta sacerdotale che costruivano un'immagine. I sommi sacerdoti che erano quelli destinati al servizio più nobile del Tempio, ma che cosa fanno? Si tirano sulle maniche e cominciano a lavorare insieme alla gente comune. Insieme a questa gente comune c'erano degli orefici, qua dice verso la fine, c'erano dei profumieri, c'era anche un capo insieme alle sue figlie, ossia ha coinvolto tutta la sua famiglia accanto a delle persone che sicuramente nemmeno conosceva. È interessante che in questo testo, in questo bellissimo compendio di nomi, genealogie che hanno segnato la storia delle ricostruzioni di Gerusalemme, c'è un contrasto che in qualche modo è veramente che dobbiamo sottolineare, ossia al versetto 5 dice: accanto a loro lavorarono alle riparazioni tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del Signore. Ossia, in mezzo a tutto questo entusiasmo c'erano delle persone che non volevano collaborare. Allora, che cosa dobbiamo fare quando noi vogliamo aiutarci gli uni gli altri? Dobbiamo renderci conto che dobbiamo stringere, dobbiamo accorciare le distanze delle nostre anime, stare uno più vicino all'altro, e soprattutto dobbiamo renderci conto che purtroppo ci sarà sempre quella persona o quelle persone che non vorranno aiutare in questo progetto comune, ma noi dobbiamo fare il massimo sforzo per dare il nostro contributo, per portare a termine i lavori che nella nostra epoca Dio ci ha dato a fare. Io credo che la Chiesa sia proprio come questo muro di Gerusalemme. La Chiesa è la nostra Gerusalemme dell'anno 2020, ossia noi siamo lì uno vicino all'altro e dobbiamo mettere il nostro mattone, dobbiamo dare il nostro contributo, dobbiamo fare la nostra parte. Perché? Perché è così che si costruisce un edificio che serve per adorare Dio. Noi non siamo un tempio fatto di mattoni, ma siamo un tempio fatto di anime. Questo è la Chiesa, e noi siamo come pietre viventi nella Chiesa di Dio, e quindi dobbiamo stringere, dobbiamo accorciare le nostre distanze. Oggi sembra un paradosso dirlo in tempo di coronavirus, no? Che dobbiamo tenere una distanza di 1 metro l'uno dall'altro, ma noi abbiamo questa possibilità di accorciare le nostre distanze spirituali. E come farlo? Accettare le nostre differenze, accettare il fatto che noi siamo persone con una storia completamente diversa gli uni dagli altri. Là in quel tempo c'erano i sacerdoti, c'erano i profumieri, c'erano gli orefici, c'erano perfino degli stranieri che costruivano insieme alle persone che abitavano a Gerusalemme, ma soprattutto c'erano delle persone che volevano stare insieme con un progetto comune. Quindi il principio che possiamo imparare, il secondo principio che possiamo imparare, importantissimo, è questo: che per mantenere uno spirito di aiuto reciproco bisogna accorciare le distanze dell'anima, come hanno fatto queste persone. E io vorrei leggere un altro versetto molto interessante che dice così: ci sono delle persone che quando c'è questo progetto comune danno il meglio di se stessi, e la parola di Dio parla soltanto una volta di questo uomo che si chiama Baruch, e lo troviamo nel versetto 20, dice così: dopo di lui Baruch, figlio di Zabai, ne restaurò con ardore un'altra parte della città. Con ardore, ossia ci sono delle persone che questo spirito di aiuto lo vivono con ardore, che io e te possiamo essere queste persone che vivono con grande entusiasmo quello che noi stiamo facendo per la gloria di Dio. E c'è un terzo principio che io vorrei imparare insieme a voi. Terzo, per non far morire lo spirito di aiuto reciproco bisogna combattere coscienti che Dio combatte al nostro fianco. Al capitolo 4, dal versetto 9, noi vediamo questa grande verità, e dice così:
Noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno, di notte, per difenderci dai loro attacchi. Allora qua il popolo, c'è una breve introduzione, stava vivendo degli attacchi da parte dei nemici di Gerusalemme e il loro lavoro poteva essere vanificato, e loro stavano prendendo una posizione sia nel mondo spirituale sia nel mondo reale. Ok? Vero. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte, noi non riusciremo a costruire le mura. Quindi stava entrando lo scoraggiamento. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro, allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però che risiedevano vicino a loro vennero 10 volte a riferirci questo da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo, combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e le vostre figlie, per le vostre mogli e le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei loro giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze. I capi stavano dietro tutto il popolo di Giuda, quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: l'opera è grande ed estesa, e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo: ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. E io poi, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le sue armi a portata di mano. Allora quello che noi vediamo in questo momento è un momento di crisi, un momento in cui il nemico voleva distruggere l'opera che loro stavano facendo, uno accanto all'altro, uno aiutandosi l'uno con l'altro, entrando nei punti deboli. C'erano pochi uomini, ma la cosa interessante è che è stata decisa in quel momento di crisi è che dovevano fare uno sforzo ulteriore. Non so se avete notato qua che le persone addirittura costruivano dal sorgere del sole fino a che il sole non calava, e di notte le persone, specialmente le guardie, vegliavano tutta notte e non si toglievano nemmeno i vestiti in caso ci fosse un attacco. E Neemia aveva dato addirittura una prescrizione, no? Un suggerimento, che appena suonava la tromba dove i nemici attaccavano, tutti dovevano radunarsi là. Quindi noi abbiamo proprio l'idea dell'aiuto che uno doveva dare all'altro. Le forze erano pochi, gli uomini erano pochi. La cosa interessante però è che loro hanno preso un impegno fortissimo proprio in quel momento di crisi, e la cosa stava riuscendo bene. E dice la parola di Dio che in quel momento Dio ha reso vano i progetti dei nemici per distruggere l'opera di Dio. Allora non so se vi ricordate quel proverbio che dice: aiutati che il cielo ti aiuta. Noi potremmo convertire questo proverbio in qualcosa di simile: aiutiamoci gli uni gli altri in modo che Dio ci aiuti
e si manifesti in mezzo a noi. Io vorrei chiudere questa riflessione con 2 versetti che si trovano un pochino più avanti in questo racconto biblico molto interessante. Al capitolo 6, versetto 15 e 16 dice così: le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. È interessante che chi era in angoscia, chi era in crisi, prima che la medaglia arrivasse sul petto di questo piccolo sparuto gruppo di uomini, erano loro. Ma poi, quando l'opera, con il contributo di tutti, con l'aiuto l'uno dell'altro, è andata a termine, tutti i popoli intorno sono stati presi dal timore, perché loro hanno dato una potentissima testimonianza. E questo testo chiude così: l'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. È interessante che quando noi entriamo in questa logica, in questa grande visione spirituale che il Signore ha, noi possiamo veramente vedere che Dio aiuta noi. Aiutarsi gli uni gli altri manifesta l'aiuto di Dio. È una grande legge spirituale che può veramente fare la differenza nella nostra epoca. Che il Signore possa renderci saggi come questi uomini sono stati saggi in quel tempo, hanno portato a termine un'opera che nemmeno si poteva immaginare, e proprio perché si sono aiutati gli uni con gli altri, e in quell'aiuto è entrato il Signore. Oggi possiamo dire: il Signore è il nostro aiuto. Che il Signore ci benedica.